A Trendaroio, capitone, a Trendaroio. Fanno piscelle vongole. E palline per l'albero, restine povere sepia. La carteggienza riesce a via. Cacciata via, l'occhio si cari in da casa. Ciao, cicciuetta, ciao. Magari figlia mia, giuro sta finestra, che mi stanno luando a capo con queste voci. Stavo facendo cagnano poco l'aria, mamma. Ma tu stai ancora così e quando ti spicci? Mo' ve una famiglia non innamorata mi pa appunto matrimonio. E che vuoi? Io sto incazzicando i pastori un po' per esempio, mi metto a pensare al matrimonio. Io ci ho trovato pure a mugnare con una coscia rotta. E facevo l'albero che stanno, non lo facevo per sepia. Non parla più, è l'albero che ti vengo a mugnare in fronte. Io sono nata con la tradizione del presepe e con quella già morì. E io sono nata per mi sposare, non per rimanere zitella. C'è sta tempo. È mai possibile che uno si metta appunto al matrimonio alla vigilia di Natale? E ci stanno i giorni più belli da nascere dei bambini per crearsi una famiglia con la benedizione del Signore. Io come devo andare arcivescova mia figlia? Mamma, saranno l'ora. Arabo tu la porta, io me ne vado in da cucina perché mi mette scuorna. Vi recombina tutte cose. E va bene. Uè, vanno pure presto, sa? Chi è? Aprite, siamo amici. Accomodatevi, prego. E a donna Concetta Susamiello che ho il piacere di parlare? Precisamente, Susamiella a servirvi. Nicola Roccocò ai vostri comandi. Susamiella Roccocò, mi fate i dolci per Natale. Mia moglie. Assunta Cassatina, piacere. Il piacere è mio. A moglie, papà e mamma a me. E io sono figlia a Cocò e a Cassatina. E hanno fatto questo bello quaresimo. Dunque, come ben sapete, noi siamo venuti a chiedere la mano di vostra figlia per mio figlio. E siamo certi che non ce la negherete. Perciò voi ci arate. Noi la pigliamo, ce la portiamo. Aspettate, Roccocò, non chiate presto. Che fate una statuetta che va pigliate e va portata? E che 10 risi, a vita statuetta. Io già sapete prima voi chi siete, che facete e quello che possedete. Ma voi parlate di renare, dici la verità. E si capisce. E che sono che renare di fronte a una disgrazia che può capitare che questi giorni hanno battuto come a me. E quale disgrazia? Per esempio, mentre sto facendo l'albero di Natale, si possono fulminare le lampadinelle che stanno a coppa. O pigliate per niente. Ma perché voi facete l'albero? E voi che facete ancora la presepio? Si capisce che faccio presepio, la tradizione è quella. E allora state inguaiate. O presepio lo fanno che le cinderelle terra a terra. E l'albero di Natale lo fanno scemo come è buio. Oh papà, t'ha chiamato scemo. E già deve una coppa a casa mia, se no vi scasso il zampugnare in capo. A me? A te sì, o poverei. E sta bene, sta bene. Carluccio, a casa, a su, andiamoci. Mongini a maga, as. Vattene, scemo, vattene. Però ricordatevi che la caprica, l'albero di Natale lo fanno le signore. O presepio lo fanno il lavannare come buio. State buono, Susami. Ma muore subito tu a chi lo rocco con le patate. Ma che è stato? Che succede? E che da succedere? Chi le si è permesso di dire che per esempio fanno il lavannare? Sciupa la faccia soia. Ma chi? Chi lo rocco cosa lo dicono padre innamorato tuo? E voi invece di parlare o matrimonio vi mettete a parlare o presepio? A me toccato tutto, ma non mi toccato per esempio. Sarri capace e mi fa cidere. E io già rimane vecchia zitta per causa tua. Noi m'avvelena, mamma, m'avvelena. Vieni a che ti avvelena. E parlaci un'altra volta, vi recombina con calma. E a due va a pigliare, che le se ne sono giunte. No, noi stiamo qua. Cozzo sculava, io tenevo la rete e non me ne ero accorto. La ci trattenuti a mamma e a papà. E posso fare così? E falla tra sì. Mannaccio matrimonio, mannaccio. Mamma e papà, trasite. Vogliamo cercare di riprendere con calma la nostra discussione? E ad essere un marito vostro che sa da calmare. Avete ragione, ma chi è il carattere che tengo, che posso fare? Appena uno mi contraddisce, diventa una bestia. E io quando sento una cosa che non va, diventa una pila elettrica. Ma con un po' di calma tutto si aggiusta. Certo, mi sono disoffesa. O marito vostro si è permesso di dire che per esempio fanno il lavannare. Invece vi posso dimostrare che è stata munna e munna. La cosa più caratteristica di Natale è stata sempre per esempio. Mamma, ma comincia un'altra E volta. fammi finire parlare. Io volevo dire che è stata sempre per esempio assieme all'albero di Natale. Ah, oh, vedete come siete convinti anche voi? Non ci sta niente da fare, è inutile. Oggi la cosa più diffusa e più signorile che c'è sta a Natale è solamente l'albero che è pallina. Nicolina! E fammi finire, ce l'ha accoppiato con la presepe, si capisce? Papà. Allora siamo d'accordo. Io acconsento a far sposare mia figlia con vostro figlio. A parola d'onore? Parola mia d'onore. Batate che avete giurato? E io mantengo il giuramento. Sta bene. Allora faccio dire l'ultima cosa. E dicite. Una c'è, l'albero di Natale è un cannone, o presepe è un bidone. Ah sì, e te! Madonna!
Nonna, ma ha scassato il zampugnare in fronte! Mamma, che hai fatto? Beh, ce l'avevo promessa e ce l'ha già fatta. Portatemi all'ospedale, portatemi all'ospedale! Nicoli! Papà! Oggi è venuto